Dopo la pioggia di coriandoli rosa è la pioggia a bagnare Prato della Valle, dove alle 5 e pochi minuti è arrivata la 18ª tappa del Giro d'Italia. La grande festa rosa ha incoronato vincitore di questa tappa Tim Merlier. Il fiammingo è arrivato primo di questa tappa, iniziata alle 13 da Fiera di Primiero, ha toccato il bellunese, la Marca, il veneziano e poi è arrivata qui in città. In seconda posizione Jonathan Milan, che era dato per favorito di questa tappa visto le sue abilità di velocista. Solo quarto e manca di poco il podio il padovano Alberto Dainese, che tanti qui speravano di vedere vincere questa tappa. Oltre 100.000 persone hanno seguito lungo il tragitto questa grande festa rosa che Padova attendeva da 24 anni. Poi le premiazioni, il bagno di folla per i ciclisti. Ovviamente la coppa è andata a Tim Merlier, che è stato premiato come vincitore di tappa. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto indossare la maglia rosa all'uomo simbolo di questo Giro d'Italia, Tadej Pogacar, e poi la maglia ciclamino per Jonathan Milan, che è ormai diventato il simbolo delle gare di velocità. Una grande festa che è iniziata questa mattina qui a Padova, tra l'applauso e l'emozione di tantissime persone. Le emozioni le abbiamo raccolte e ve le facciamo sentire. Ragazzi, ma allora prossimamente vediamo anche voi al Giro d'Italia? Sì, speriamo. Vi piace oggi questa giornata? Tanto entusiasmo, dai. Speriamo che non piova. Ma sono più belle le tappe di montagna o queste qui di velocità? Dipende come va la corsa, come corrono i corridori. Con 13 record sono entrato nell'86 con Francesco Moser. Lui aveva il record allora, io avevo già 4 primati, una pagina intera. Nell'87 sono apparso con lui in fotografia, nell'88 lui ha perso il record ed io ho piazzato 13 record, che lo vedete qui, tuttora imbattuti. 24 anni fa c'era? Era 24 anni fa. L'arrivo qua in Prato della Valle è uno spettacolo come oggi, tantissima gente, una bella giornata di sole, speriamo che oggi si ripeta. Promesse del ciclismo e storici amatori, un connubio di generazioni legate dalla passione per le due ruote e per la maglia rosa, l'emozione di un momento unico, quella che si è respirata per tutto il giorno in Prato della Valle a Padova, dove è arrivata la 18ª tappa del Giro d'Italia. Mi sto allenando, l'allenamento abbiamo fatto con gli alpini a Vicenza, da lì portiamo avanti l'allenamento. Comunque quest'anno è un giro meraviglioso, specialmente questi qua, gli ultimi, specialmente vedere Pogacar è qualcosa di straordinario, perché vedere la semplicità di un ragazzo, perché è molto semplice. E Dainese, che è nostrano? Speriamo che vinca lui oggi, siamo qua, che facciamo il tifo. Cos'è che volete dire ai vostri nipotini? C'ero anch'io, oggi il nonno c'era. Agli amici c'ero anch'io. Dai tempi di Coppi e Bartali che io ho visto Coppi praticamente nel Giro d'Italia nel 49 che veniva su a Teolo con 17 minuti di vantaggio. Si pensi. È orgoglioso che Padova ospiti l'arrivo. Padova ci voleva. È un discorso molto positivo e sportivo. E oggi tutti in rosa, scuole chiuse, quindi il papà sta con la bimba. Ne approfittiamo per questa ad ora bella giornata e speriamo di vedere anche qualche campione, quindi anche un po' di sport professionistico sano. Oggi sicuramente è una tappa per velocisti, Prato della Valle è una delle piazze più belle d'Europa, dunque sicuramente arriveranno in volata. Appassionati arrivati da tutto il mondo. I'm from Australia. So we've come over on holidays and Arrivo dall'Australia, amiamo molto il ciclismo. Andiamo in bici, guardare il Tour de France e il Giro d'Italia. Mi sono messo la maglietta rosa apposta. So I make sure I wear it today. ¿De dónde eres? De Bogotá, Colombia. Nos gusta mucho y venimos a ver si gana algún colombiano apoyando.